Terza corsa dal Savio di Cesena, una prova per lettere D e ciò vuol dire cavalli di 4 anni, non vincitori di 5.000 euro nella carriera, ciò vuol dire categoria abbastanza bassa. L'1 Dr. Adri, 2 Diane di Poggio, 3 Dora Pan, 4 Gilly Pearl, 5 Dubbio, in seconda fila 7 Delfo Digea, 8 Dalida Ban, 9 Delise TC. Macchina che inizia ad accelerare e si prepara a lasciarli. In partenza è veloce Dora Pan che cerca di scavalcare Diane di Poggio. Insiste Dora Pan all'attacco di Diane di Poggio e passa a condurre all'imbocco della prima piegata. Dora Pan al comando, Diane di Poggio in seconda posizione, poi in terza c'è Dubbio, mentre all'esterno prova ad avanzare Delise TC. Trova però sulla sua strada l'anticipo da parte di Dubbio, che sposta al largo, la lascia in terza corsia. E così Dora Pan al comando, arriva Delise TC all'esterno con decisione, passa a condurre dopo 400 metri di corsa. Delise TC al comando, 400 in 36, sbaglia Delise TC che era passata a condurre. Rimane così Numero al comando 9, Dora Pan. Delise TC squalificato. Seconda posizione per Dubbio. Poi Gilly Pearl che avanza all'esterno i primi 400 metri, passati in 46,3 da Dora Pan. Gilly Pearl prova a muovere in terza corsia, intanto Dubbio è rimasto di fuori, Diane di Poggio ha continuato a mantenere i piedini. E così avanza al largo Gilly Pearl dopo 800 metri passati in 1,1,3. Dora Pan al comando, Diane di Poggio in seconda posizione alla corda che fa le curve praticamente da treno per riuscire a trottare, così Dora Pan ogni volta guadagna un paio di lunghezze. Gilly Pearl che cerca di passare dopo 1 chilometro in 1,17,1, si è fermata di passo Dora Pan. Grossa difesa di carattere da parte dell'allieva di Filippo Monti che Numero si è proprio 3, fermata. Dora Pan, E così Gilly Pearl al comando, seconda posizione numero 5, per Delfo Dubbio Digea. squalificato. Poi ancora Diane di Poggio, 1,32,7 in 1.200 con all'avanguardia Gilly Pearl seguita da Delfo Digea, poi al largo di tutti cerca di ingambarsi Dalida Ban quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo con Gilly Pearl al comando, sposta al suo esterno Delfo Digea, viene in mezzo alla pista Dalida Ban, in vantaggio Gilly Pearl che prova una strenua difesa, attacca Delfo Digea, insiste Delfo Digea, l'attacco di Gilly Pearl tende a passare, Delfo Digea che a grossa sorpresa viene a vincere su Gilly Pearl al terzo Dalida Ban, 31,1 ad arrivare, 1,17,4 ragguaglio cronometrico. Michela Rossi che porta al palo Delfo Digea, Cristian Rossi al training, i colori di Davide Montanari, la vittoria del figlio di Tobin Kronos che nel finale trova stanca Gilly Pearl e viene a passare nettamente, bacio al cielo per Michela Rossi e facile assunto nel finale per Delfo Digea a 50 contro 1 al totalizzatore, sparatela lì, 169, la vittoria di Delfo Digea, Michela Rossi.